Buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti! Ragazzi di ricette da sballo. Allora, oggi è Pasqua, quindi auguri a tutti. Non sta venendo meno sta baguette. Voilà, dorsiamo un Allora, oggi faremo una ricetta un po' particolare, visto e considerato che è Pasqua. Lo so che mi guardate così, voi siete abituati a mangiarvi il capretto, la lasagna, la pasta a forno, eccetera. Io invece no. Una formica, una formica. Allora, e quindi faremo dei tortellini. Allora, tortellini ai funghi con salsina di crème fraîche, quindi panna e prosciutto, ed accompagneremo con una polentina arrostita. Accompagneremo con una polentina arrostita e non faremo proprio come si chiamano i ravioli, ma faremo le lunette ai funghi porcini con crema di crème fraîche, che rappresenterebbe la panna, un po' di prosciutto, e quindi poi arrostiamo la nostra polenta, che la faremo praticamente con un tripolente, le faremo con del formaggio affumicato e pomodorini. L'altra polenta la accompagneremo semplicemente con dei pomodorini, un finino d'olio e del pepe rosa. Quindi voilà, una lavata per accangoppa questo, voilà. Quindi facciamo questa polentina. Io so che voi siete abituati, o in questo momento state cucinando la lasagna, cannellone, agnello forno che farà, la pastiera. Voilà, allora adesso vi faccio tutti i procedimenti. Voglio un po' di bandiera, un po' di agnello, che non fanno con l'agnello pure, che patate. Oggi ti mangiamo la polenta. A più tardi vi faccio vedere gli ingredienti. Voilà. Allora ragazzi, prendiamo semplicemente una padella e facciamo così sciogliere il nostro burro, una noce di burro. Dopodiché, una volta che è sciolto il burro, incominciamo ad introdurre il nostro porro. Facciamo un po' abbrustolire il nostro porro, dopodiché inseriremo praticamente il nostro prosciutto cotto, dopodiché facciamo arrostire un po' il prosciutto cotto e aggiungeremo praticamente un po' di sale, ma pochissimo sale, e la nostra crème fraîche, che facciamo cuocere giusto per un minuto, dopodiché spegniamo sotto al fuoco per poi aggiungere il nostro pepe rosa, così abbiamo questa salsina che già praticamente conta. Voilà, il nostro burro si sta sciogliendo, quindi possiamo anche già inserire il nostro porro, che facciamo praticamente rosolare un po'.
Ragazzi, allora siamo entrati quindi nella fase che la nostra cipollina, il nostro porretto, è praticamente quasi cotto, quindi possiamo inserire il nostro prosciutto cotto, che facciamo arrostire per 2-3 minuti, dipende dalla quantità che voi ci mettete. Voilà. Anche girare, possiamo anche abbassare sotto il fuoco. Voilà. Allora ragazzi, ho aggiunto un po' la panna che facciamo praticamente sciogliere. Quindi fate fare giusto un minutino di cottura. Aggiungeremo un pizzico di sale e del pepe rosa. Quindi fate continuare la cottura per un minutino circa. Quindi aggiungeremo un po' di sale, voilà, non molto perché ci sta già il prosciutto che è salato. Quindi è pronta la nostra salsina. Voilà. Ho mangiato un po'. Adesso tra poco prepareremo la polenta. Praticamente la bagneremo d'olio e la rostiamo sopra al nostro tegame. E quindi diciamo che io l'ho chiamata, come appunto avete visto nel video, la polenta Heidi, proprio perché è questa emozione che dà Heidi nel mangiare praticamente la polenta. No, per mangiare il formaggio con la capra, però comunque noi abbiamo fatto la polenta. Una polenta che accompagneremo giusto con un paio di cucchiai di pasta. Quindi la simbiosi è ottima. A più tardi. Allora, nel frattempo che bolle l'acqua per le lunette, allora facciamo la nostra polenta con del formaggio fuso sopra, della provola affumicata, con dei pomodorini ciliegini che però devono essere freschi. Poi aggiungiamo una bella quantità di basilico, un po' d'olio, giusto un goccino, un po' di sale e un po' di pepe rosa, e lasciamo macerare per 5-10 minuti. Quindi lasciamo macerare fino a quando non è pronta anche la polenta. Nel frattempo sulla polenta, sempre dalla confezione, mettiamo un po' di olio sopra, praticamente andremo a bagnare tutti e due i lati. Ok? A più tardi. Allora ragazzi, iniziamo quindi nel mettere le nostre lunette, che avranno un tempo di cottura di 4-5 minuti. Quindi una volta che è terminata la cottura alle lunette, saranno terminate anche le nostre polente. Voilà, quindi potete anche iniziare a mettere la polenta, perché ormai la griglia è bella calda. Quindi fate fare un bel minuto di cottura, anzi 2 minuti di cottura da un lato, e poi girate e continuate a fare 2 minuti di cottura
dall'altro lato e su 3 andremo a posizionare praticamente il nostro formaggio. Su altre 3 invece faremo direttamente nel piatto il misto di pomodorini. Ok, a più tardi vi faccio vedere il piatto completato. Voilà ragazzi, piatti completati. Polenta bella, fresca e simpatica e lunetta e funghi porcini. Come t'appelli? Yeah. Ciao a tutti. La prova che era tutto buono. E nemmeno c'era avuto questo coso a gallina qua, niente una cosa per creatura. Così bello quando c'è nel cusarello. I giochini, no? E ora ci schiattiamo pure una bella pelle di colombo a bauli. Voilà. Ma alla fine che vi volete mangiare più, ne? Auguri di buona Pasqua. Auguri a tutti quanti. Evviva l'Italia! Evviva la lasagna! Evviva i cannelloni! Evviva ricette da sballo! Auguri! Anche dai miei cagnolini! Auguri! Non uccidi il giochino, babbo! Ragazzi, scusate il disordine, ma sta da lavattosa. Ciao a tutti, auguri di nuovo, felice Pasqua, Pasquetta. Voilà, questo è quello che vi volevo dire. Auguri, ma com'è buono sta cioccolata. Voilà, e finiamo questo pranzo pasquale con un po' di frutta. Ciao a tutti, non è per cagnolini la frutta.